Pasca, pigliatella sta tazzellata. E che ne zucchero, me? E tu fai fa freddo. E aspetta, lo scarpato mi ha dato mezza lira pagando. E tu per mezza lira devo pigliare collera. Ah, vogliere Roscin, dai, e mezza lira qua, e 15 soldi là, a così si rompono i migliaia. E miliardi. Da pavato un furnato. No. No, la moglie lo guardi quando è venuto, o mastrascio non si è visto più. E così mi hanno fatto venire la malattia con noi. E per forza, si mangia veleno la mattina alla sera, sempre con il palpito, sempre con il palpito. E tu potessi pensare per una poca salutato, oramai tieni un'età, da lì non ti manca, non tieni figli. Già, ieri nella misa l'hanno mangiato poco parole, vabbè. E me non mi fai passare un guai a vicciare. E tu muori. Piglia dollari. Non mi voglio. Permesso? Favorito. Ma conosci? No. Sono un cantante della cantina a fianco. La cantina oggi va. E dici? Se scesa la voce me lo comprate. E so 2 anni oggi che non posso cantare. Beh, Ma se ne va a ridere 200 lì. io dovete non perdite tempo. Ma si caratterizza Don Giovanni stesso. Bello Marioli, siamo pata abbonata, ma... No, non è cosa, figlio mio. Io ho mandato caro Giovanni, e ci ho deciso che mi resta prima di denaro che mi devo fare io vado e poi si mette a fuoco 40 punti. Avete ragione Camurette, e si no che fa, issa a me non mi parla. E non lasciamo lì, non noi a scazzi e corna al lato mondo. Ma anche scende lì. Ma anche se sotto, cacciami. E che ne caccia lì? Ma te, ne capito? Stanno qui! Guarda te, una voce! Non faccio di pigliare collo, andiamo bene, state buona, ma non va a comprare. Più lontano 3 sorti di saluto stanno pure Sì. ma. E perché se volete erano l'armia, che mi ha rubato? Mario! Mario! Zitta, zitta! E non ci facciamo sentire. Mario! E bene se non vedono a spendere tutto quanto a casa mia. Permesso? Buongiorno, sì. Ah sì, buongiorno. Che sto? Ti sei nato io, a comprare con mia cometa. Caputo, serve qualche cosa. Oh sì, che bella accoglienza. Sono venuto a trovare. E grazie tanto. Onorare Trafè, chi è stato qua dei nervi a scombina. E chi ogni volta che bene che qualcosa le manca, sa che proprio non lo serve niente. Proprio niente no, eh? Poi che qualcosa le manca. Beh, pare che io mi rivolga a una persona estranea. Voi siete una persona di famiglia. Io vedo. Ma come Raffaele, non hai potuto credere mettere a fare qualche cosa, di piazza a qualche parte, non come a te, svelti, chi ne sa lui? Ah sì, sono nato disoccupato. E si capisce che roba per girare la giornata sale senza trovare niente. Poi io non mi preoccupo proprio di venire perché già saccio io prima che non trovo niente. Poi così passano i mesi, passano l'anno. E quando proprio non tengo a dove? Vieni a tu me. Vengo a dove? E a dove che c'è? Se voi siete l'unica persona di famiglia. O posso dire che sono 2 giorni che non mangio? O posso dire? No, non ce lo fa sapere. Guardate là, guarda, no. Non mi chiedi saluto 2 giorni che non mangio. Dalle una tazza di caffè. Ah, e sei arrivato. E tu fallo una bistecca. Dalle un po' di pane, io sono fuori in tazza la tazza di latte, tanti mancano voglia di cibo, pure sa da itta. Ma, che dice? Oh boh,
Ah sì, a me un latte non mi piace. Poi chi le dà le vizi? Ma zio sei sfaticato. Ah no, Ah no, sfaticato non potete dire perché oggi ho fatto tutta l'arte che Dio ha creato. E non te ne hai imparato nessuno. A che l'era assai, che parola, Vattene, non mi fa fare seconda roce, vattene. Ma come mi metto a fare volontario guerra è sciorta mia, appena arrivavo io fronte mi facette le prigioniere. E là un faticato. Ha zappato per 6 anni di seguito. Se capisci, con fucilare le spalle. E là si non sapeva come sparare. Netta guerra, ci mandai in Italia. Mi arruolai nel corpo delle guardie regge. Si scioglietto il corpo e ci mandai a tutto quanto. Pigliai i posti nelle ferrovie come cantoniere ai passaggi a livello. Arrivarono le chiusure automatiche. Mediante lettere, raccomandazioni, impegni. Pigliai i posti come usciere. A rapire e serravi il porta alla banca italiana di sconto. Troppo poco fa letto al banco. Ma caccia fa più quasi, caccia fa più. E se mi metto a fabbriche e coppolelle per creature nasce io voglio senza capra. Ma oh padre, che facevi? Mio padre faceva rilugiare, era un artista. Beh, Raffaele, non puoi mettere a fuori rilugiare pure tu. Come si dice, l'arte di tanto è mezzo imparato. Ti posso con una giornata sana, con i orci sotto all'occhio. Vedi che si fa tardi, non si mangia e più mi attacchi niente. Questo non può fare niente. Niente proprio, no, è una cosa spicciatina. Mi pare che all'età mia mi mette a pazzia che sferri l'orologio. Ma insomma tu che vuoi, che vuoi? La prima cosa vi sono venuto a trovare. Dopo trovai con una cosa. E poi? E poi mi ha già sistemato pure io, no? Anche per voi. La gente che mi vede sempre a spasso. Eccolo là, nipote di carnevale, sempre disoccupato, sempre disoccupato. Certo voi una bella figura non la facete. Così io mi preoccupo più per voi che per me. Poi mi voglio mettere a fuoco a ferri piazza. La coppola ci la giaccattata, avrei? Si è accattata la coppola. Poi mi ci la pigliava la patente. Poi mi pigliava la patente si fanno a caccia e carta. Caccia e carta ci vogliono 200. $2. È venuto a trovare a me, capito? È venuto a trovare $200. Gesù, ma allora devo andare da un estraneo, ma già mettere lo scuolo in faccia, ma già mettere. E capito? Chi l'hai venuto da me per salvaguardare il mio decoro? Ma non te lo vuoi? Non te lo vuoi, vattene. Ah, sì, ma vicino in cielo voi, ma insomma, ma cadonate, voi che si facete, lo usurai, ma mi ha mandato da un altro, non ho capito. Ci volete mettere l'interesse? E metteteci l'interesse. Volete che vi firmo una cambiata? E io la firmo. Tanto che ci perdo. No, ci perdi io. Ma come Raffaele, si piglia a cambiare la te, Allora mi destra così, senza cambiare. A fiducia. Ecco. Faccio fede io, no? No. Voglio bene, No. E allora No. insomma mi metto a posto, mi piglia la patente, mi metto in coppa a nutarsi, mi piazza, vado in su con la mattina sera e la zuppa da scia. Chiamiamo Pascal e fallo contento. Alla fine sempre nipote te. Già, così non tengo figli e chiaglia punto. No, finché saranno lui che mi ha aperto, voi, il narmino è magnato. Quando poi morì, allora. Oh, ma dopo aver capito che la vita si può pigliare la patente. Oggi, le 200 lire si mangia e poi la patente pare a me. Ma virano io tu hai ogni volta che bene capo porto lo vuoi. Non è mai una volta con la faccia alle così. Così oggi pigliato l'uterno, facciamo da parole. Come mi studente se io non gioco, come mi Chiama Pascal, non lo mortifica più. Ma tu veramente a morte non ci grida. Raffaele, non lo rarete. Te donghi e 200 lire, quando è che ne vedrai? Non signor. Te donghi! Non signor, ma darò sì. Sì, la avevo, hai capito? E se sa chi ce la darà? E fagasso per te Pasca 200 lire. E vabbè. Ma c'è
ce l'ha dare. Hai detto, spostati, Io lo fa pupà, ma poi alla fine si molla, vedi? ma molla, ma No, molla. guarda che pure a me mi faceva piacere di venire ogni tanto qua a cercare banane, a cercare banane. A sapere quando voleva su scucciamento. A sapere quando vado a terno mi doveva la torna. Adesso andate. Spostati. Ecco mezzuga, la dico. È ora. 100. Ah, che ci sta la colla, li sa che E 200. Ah, oi. Queste momentaneamente bastano. No, che stanno a basta eternamente. Adesso la coppa leggiamo la giacchettata, adesso. Ehi, mo caccia da patente, fatte una bella divisa. Ho mancato pure una bella automobile. Oh sì, che le 200 lire sono. E sono 200 anni vecchi. Maro, Ma che è? Maro, noi basta. Mi sento male. Mi sento male. Ma che si Basta, non sente? può mettere mano. Ma che si sente? Che si sente, che l'ha tenuto sempre una certa rubolezza al cuore, un po' che respiro standato, e mo è che un mezzo che si va sempre più aggravante. Maro. Vieni, c'è che dici, Nazi? Mirish. Ecco l'hai potuto mai chiamare Mirish. Ogni volta che ti chiama mamma non mi sa come risponde, non ti arresto, non voglio fare un errore. Ma pure tu, per che tenere, sapete? Sai quello che tengo, sto malato. Sta malato. Sto malato, ma quando vedo un momento mi acquiete. Oh, portafoglio! Oh, portafoglio! Capita, Sandella, oh amico. Costa, leva, caccia, Non dai che niente. Ma wow! Oh! Che tipo. E che ne vuoi sapere a fare? Che stiavite che faccio io? Che non ci sta né Pasqua né Natale. E non c'è pericolo che a scesi, che potessi fare i passi, che potessi pigliare un po' di sole, niente. Questa sosa vicino a questa tavola, fino a che si va a cuccare, chi me l'avesse detto, E che naccia, Raffaele, che naccia. Certo, per me non potete avere niente, si capisce? Ma che 100 anni che il signore so chiama Paravise. Ma era 100 anni già